Buon pomeriggio e benvenuti dal centro sportivo Licauli per l'8ª giornata del girone A di eccellenza. Stanno entrando in campo le due squadre, Piana e Camarat. Si giocano 3 punti importantissimi quest'oggi, i giallo-blu e i rossoneri, padroni di casa, che vogliono uscire alle zone calde e basse della classifica, e 3 punti servono come il pane. Ospiti che invece vogliono vincere, vogliono fare il colpo grosso qui a Piana degli Albanesi per andare a -1 dal Licata capolista, nonostante le 2 partite in meno appunto del Licata che è in mezzo alla classifica. Andiamo a leggere rapidamente le 2 formazioni che si sono schierate adesso a centrocampo. Sentite l'apporto dei tifosi ospiti arrivati da Cammarata e Agrigentino per sostenere la squadra. Il San Giorgio Piana si schiera con Sisè in porta, poi Neri, Mulè, Passero, Gaio, il capitano, poi Diacate, Barbara, Candela, Guadagnoli, Sanna Sardo e Graziano. Risponde il Camarat invece con Dolenti in porta, poi Lupo che è il capitano, Mirabelli, Lococo, Pane, Archien, Osvaldo, Puffaro, Guadalupo, Vizzini e Serio. Si scambiano i consueti saluti le 2 squadre. Vediamo chi andrà a giocare il primo pallone di questa partita. Giallo-blu che vanno a salutare i tifosi nel loro spicchio di tribuna. Fanno lo stesso i padroni di casa. E vediamo il Piana che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi, almeno così pare. Camarat che invece attaccherà da destra verso sinistra. C'è già Graziano sul pallone, sarà del Piano allora probabilmente il primo pallone di questo match. Giocherà lui all'indietro. Direttore arbitrale, terna arbitrale in maglietta arancione e pantaloncino nero. Si schierano adesso in campo le 2 formazioni e possiamo cominciare a brevissimo. Invece no, il primo pallone è del Camarat. Si è avvicinato Graziano forse per vedere, per toccare, cominciare a prendere confidenza con la sfera. E invece il primo pallone è degli ospiti. Possiamo cominciare, aspettiamo soltanto il fischio dell'arbitro. Che arriva in questo momento. Si comincia, buona partita a tutti. Inizia San Giorgio Piana contro Camarat con i giallo-blu che subito provano ad attaccare con Lococo sinistro dentro. E grandissima chiusura di Capitan Gaio che rischia addirittura l'autogol. Ma è importantissima questa chiusura di testa al volo, quasi alla Van Persie in fase difensiva. Mettere fuori in calcio d'angolo, ma è iniziato subito rapida l'azione degli ospiti, ancora con Lococo sempre pericoloso. È iniziato a 2000 il numero 7, 30 secondi, già 2 occasioni praticamente per il Camarat che va subito alla bandierina. Si riempie l'area di rigore dei padroni di casa. Pallone dentro, occhio che è uno schema per liberare il destro al volo di Capitan Lupo. Sembrava lo schema attuato dall'Inter qualche ora fa a Verona, col destro di Zielinski al volo, lo schema praticamente identico. E il Lupo l'ha messa alta, però non l'ha impattata benissimo. Ma è partito veramente con la quinta il Camarat. Adesso il San Giorgio può giocare il primo pallone della sua partita col pressing altissimo subito di Arken su Neri che conquista la rimessa laterale. Rimessa lunga. Lupo alza in cielo uno spiovente su cui va di testa Mulè, poi ancora il giallo-viola a recuperare. Arken non arriva, salta su di lui Gaio a recuperare, poi Passero a lottare con Lupo che poi va verticale. Osvaldo, grande stop al limite dell'area, prova ad andare profondo, verticale verso Guadalupo, ha chiuso Neri. Con le mani va Vizzini. Lupo incontro, sponda ancora per il 22, ancora Lupo, raddoppiato, passa col tunnel su Graziano, poi destro.
Provata la gran giocata da parte del capitano in maglia 4, che già alla seconda conclusione dopo appena 2 minuti e 30. Ancora una volta però non riesce a prendere lo specchio della porta. Serve ancora subito a richiamare i suoi giocatori, che li ha visti partire forse un po' con il freno a mano tirato. Neri adesso prova il lancio lungo, non può arrivare nessuno, e allora giro palla Camarat che riparte da Dolenti e poi ancora Vizzini. Lungo il lancio, non arriva Osvaldo e neanche Guadalupo. Graziano sbaglia completamente il tempo e la giocata lo aiuta alle sue spalle. Poi Passero, tornato Lococo, Lupo, ancora Sponda, Vizzini, Dolenti, assiste Mirabelli, ancora giro palla e giallo-blu adesso cercano di impostare dal basso con Dolenti che cerca il lancio lungo per Lococo. Neri a spizzare il pallone, è passato ancora per il 7, non è arrivato Neri ad impattare bene con la testa e Lococo ha già battuto. Vizzini, Lococo ancora, gran triangolo, Vizzini entra in area di rigore, Neri gran chiusura difensiva ad alzare il muro e poi ad andare su a cercare la sponda di Guadagnoli. Sale in maglia 10 Sanna Sardo sull'8 di sinistra. Graziano si appoggia Candela, giro palla Neri, quindi sotto la nostra postazione avanza il numero 2, prende un po' di campo adesso il San Giorgio Piana, dentro il pallone sul secondo palo, solo Guadagnoli però era in area di rigore e Graziano era fermo al limite. Poteva mai arrivare su questo pallone, su questo cross di Dario Neri. Laterale lunga, Guadalupo con la testa verso nessuno. Guadalupo non arriva Diacate. Ancora lui a lottare con le lunghe leve, poi pallone dentro, a spazzare via la difesa delle Camarat con Mirabelli. Poi si impegna Arken, Neri però gioca da Sisè, chiede calma. Lungo lancio dell'estremo difensore del San Giorgio, la sponda provata da Guadagnoli, ancora Vizzini a uscire palla al piede verso Lupo, a lottare Passero, il duello fra numeri 4 se la va a riprendere l'argentino, poi verticale il pallone, vediamo se si fuori gioco, sì, posizione irregolare di Guadagnoli. Si può ripartire con il possesso da dietro col giro palla del Camarat. Vizzini allarga Lupo, ora Vizzini, giro palla Mirabelli, Serio lungo il lancio a cercare Arken, si appoggia bene, poi in posizione regolare Arken, quindi Osvaldo non lo serve, va col sinistro, la mette alta il numero 17 però da buonissima posizione al limite dell'area. San Giorgio che si lamenta con il guardaline da quel lato, voleva il fuorigioco sulla sponda di Arken effettuata per Cuffaro, non era fuorigioco però secondo il guardaline. Allora si può riprendere da Sisè che però non sa bene come gestire questo possesso e gioca corto da Neri. Resta Arken, Neri va a lungo a cercare Guadagnoli, sponda di Graziano, bella finta di corpo ancora del numero 11, è salito Barbara, destro dentro, occhio al secondo palo, è arrivato Sanna Sardo con la testa e quasi sblocca il match per un pelo il colpo di testa di Sanna Sardo che aveva preso il terzo tempo alle spalle di
di Serio che si era fatto trovare impreparato e stava per sbloccare il match così il San Giorgio Piana all'improvviso con un bel cross di Barbara sul secondo palo. Era arrivato bene in corsa il numero 10 che però non è riuscito a prendere lo specchio della porta coperta da Dolenti. Guadalupo di prima a girare Cuffaro, poi Serio, Dolenti, si perde per un attimo il possesso e lo ritrova e gioca facile da Guadalupo. Serio, poi Mirabelli, Vizzini, Pane, poi ancora Vizzini la perde sul pressing di Diacate che con le lunghe leve è riuscito a riconquistare e poi a guadagnare calcio di punizione. Leggetela bene! Leggetela bene! Leva sinistra, Grazie, vieni qua su posto, vieni qua su posto! Signore, a un metro! Oh! Batteneri lungo a cercare Guadagnoli e però è solo lì in mezzo a 2, anche a 3 a volte a fare la lotta, difficilissimo per lui. Il lancio lungo di Dolenti a cercare la profondità per Arken che si coordina al volo e rischia l'Eurogol. Il numero 11 Asise che sembra completamente battuto, rimasto immobile il portiere del San Giorgio. Non ha preso però la porta il gigante attaccante in maglia 11 del Camerat. Sise lungo da San Sardo che stoppa bene, poi con l'esterno a cercare la corsa di Candela centralmente da Graziano, la mette giù con difficoltà, è tornato Lupo poi con l'aiuto di Pane che però la perde. Ancora Candela, Andrea Guadagnoli, la posizione è regolare, Guadagnoli riesce a tenere il possesso, poi arriva da Sannasardo che mette il secondo palo, Barbara ancora dentro, non è arrivato nessuno all'appuntamento con il gol, né Graziano né Guadagnoli, ma ancora da fascia a fascia aveva costruito bene il San Giorgio. E adesso dopo i primi minuti un pochino di confusione e pericolo sta cercando di mettere a ferro e fuoco la difesa del Camerat. Lupo da Serio, Mirabelli, Pane, Vizzini, ancora Mirabelli. Verticare il pallone, Lococo con la stoppata a giocare di prima da Guadalupo, si sono intesi due. Va bene. Con le mani nere cercare Guadagnoli che non arriva, neanche Diacate. Arken sì, a giocare da Osvaldo, chiusura di Mule, poi Diacate non la mette giù, Guadalupo a lottare con Passero, ancora Mule con la testa ad andare avanti, Lupo appoggia facile da Pane che cerca la profondità da Arken, occhio che con la testa quasi stava andando ad anticipare Sise, si era fermato Mule, si è fatto male il numero 1 del San Giorgio, però ha già giocato Gaglio. Candela Sannasardo, tacco provato ancora per Rellotto, rimpallo che lo favorisce, Graziano sponda ancora da Candela, Guadagnoli voleva la corsa di Graziano che però si era completamente fermato e allora si riparte da fondo per Dolenti. Mirabelli, Pane, Serio,
a cercare lunga sempre la profondità per Arken, che cerca sempre di isolarsi nell'1 contro 1 o con Neri o con Gaio. La tenuta in campo Sanna Sardo, la rimessa laterale sull'out di destra per Serio. Lupo di prima davanti per Osvaldo, col sinistro appoggio da Cuffaro, giro da questo lato verso Lococo, stop buono, sfida fra numeri 7 al lato corto dell'area di rigore, va sul fondo Lococo, rimpallo con Barbara che vince, Caparbio e poi Passero. Deve andare lungo, colpetto però Vizzini la tiene bene, anche Pane a gestirla, Passero però lotta e se la va a riprendere con la garra. Guadagnoli però non può arrivare su questo tocco del numero 4 e allora ancora il Camerat a girare a cercare di far gioco. Pressa alto il San Giorgio accompagnato dal suo mister Mirabelli. Profondità cercata da Guadalupo, incontro Lococo, sposta su Neri, l'arbitro era lì a pochi passi, fatto fallo il numero 2. Accorcia! Siamo in uscita! Accorciamo! Vai Candè! C'è battuto Pane da Lupo. Protegge col corpo il 4, credo una palla un pochino complicata per Pane, che comunque passa e va da Mirabelli. Lungo il lancio profondo per Guadalupe e fine del campo. Un pallone solo abbiamo! Se davanti non parte non posso partire io. Si riparte Lo devi far uscire tu! da Sisè. E passo! Porca ancora l'aspetto qua! A lungo il portiere in maglia bianca. Cercare Guadagnoli. Mirabelli su di lui. Graziano mette giù nella lotta con Pane. Poi Passero, provato l'esterno. Lococo, grande chiusura. Poi Diakate. Arken lo mangia alle spalle, va a fare il recupero difensivo. Poi ancora Diakate a far fallo su Guadalupo. Andiamo più forte! Corto Pane da Vizzini. Giro palla Lupo. Verticale Cuffaro, ancora Lupo. Col sinistro lungo da Arken, posizione irregolare. Mule, occhio che non deve perderla, fallo però da parte di Osvaldo. Diakate, lungo il pallone verso Guadagnoli, ancora Mirabelli per ad anticiparlo. Guadalupo solo può girarsi il 20, profondità cercata verso Lococo, ma Barbara era partito un anno prima e ha chiuso bene. Poi nervi tesi fra i due numeri 7. Tutto risolto dal direttore di gara, batte Neri con le mani lungo verso Guadagnoli, non arriva Vizzini, Graziano sì sul Pane, poi Candela, gira bene verso Sanna Sardo, si isola nell'1 contro 1 con Cuffaro il numero 10, rientra invece sul sinistro e va sul fondo, mette dentro da Graziano, lo stop c'è, non c'è la sponda però di Graziano, adesso sì, ancora si ritorna da Sanna Sardo, Candela, secondo palo da Barbara, adesso si ribalta il ruolo dei due numeri 7, chiude il 7 giallo-blu, se non ho visto male in... Vediamo se è rimessa laterale o calcio d'angolo. Calcio d'angolo. Chiama forse lo schema Passero, si riempie l'area di rigore, batte adesso il numero 4, salta in cielo Guadagnoli, non riesce però ad arrivare. Sanna Sardo, vediamo se la tiene,
Sì, ci riesce, occhio però che serve Osvaldo e il Camarate si può distendere in contropiede. Arken però ha lasciato il pallone sotto, torna Lococo ad aiutare e Mule fa fallo e rischia il cartellino giallo che arriva in questo momento. Primo giallo della partita arriva per il numero 3 classe 2007 del San Giorgio, che stende Lococo, a cui è arrivato un pallone completamente casuale dopo che Arken in contropiede non era riuscito a tenerlo per trasformare l'azione difensiva offensiva. E adesso calcio di punizione, possiamo dire tranquillamente da 3 quarti campo. Ci sono Pane e Lupo sul pallone, vicino anche Osvaldo. Vediamo, forse sarà uno schema. Parte Osvaldo. Vediamo chi batte. Non si può giocare lo schema. Allora secondo palo Pane Neri a mandare via con la testa. Graziano a spazzare, nonostante fosse solo, nessuno gliel'ha chiamata. Milabelli. Ancora Pane a cambiare sull'auto di destra verso Cuffaro, però non può mai arrivare su questo pallone. Andiamo, vada! Andiamo! Con le mani Mule, che adesso deve stare attento con questo cartellino giallo, dovrà conviverci per tutta la partita. Vediamo se Mister Boncore lo cambierà. Qui altro fallo sulla 3 quarti del San Giorgio, stavolta di Passero. Vediamo se lo schema del Camerate riesce a svilupparsi adesso, visto che in precedenza non ci sono riusciti gli ospiti. Si muove Osvaldo, batte il Lupo verso Arken, è uscito Sisè ad aiutare la sua retroguardia, poi Graziano. Alza più lungo che poi Sanna Sardo per la corsa di Barbara che si impegna. Va il numero 7, Vizzini con la testa e poi Lupo. Il braccio pieno, il numero 8. Voleva il giallo Gaglio, che va a protestare con il direttore di gara. E adesso si è completamente ribaltata la punizione. Completamente speculare la posizione della battuta. Prima quella del Camerate, adesso quella del San Giorgio. Diakate sembra volerla battere. Vediamo se dalla panchina è arrivata la conferma o se batterà Mule. Sì, batte proprio quest'ultimo, si allontana Diakate, che con i suoi centimetri può dar fastidio l'idea di rigore. Mi sembra la scelta giusta. Dentro Mule verso Guadagnoli con la testa, ma non arriva facile alle parti indolenti. Già ripartito Lupo. Barbara cerca di dare fuori gioco. Gaglio però respinge con la testa sui piedi di Osvaldo. Arken, ancora Osvaldo, arriva Diakate a pressarlo, il pallone torna alle parti di Pane. Lupo, Lococo sponda, Guadalupo la tiene, poi ancora Osvaldo, Diakate addirittura in mezza sforbiciata ad alzare un campanile risolto da Serio. Poi altro colpo di testa, ancora a lottare lì sulla 3 quarti del San Giorgio. Guadagnoli cerca di mettere ordine e far ripartire i rossoneri. Barbara spinge anche Passero, cambia tutto Barbara, la grande, bellissima palla per Graziano che mette giù anche con un po' di difficoltà. Candela Velo, Sanna Sardo guarda in rigore, mette dentro il pallone. Guadalupo bene col petto anche in uscita, in gestione. Poi Lococo esterno, occhio a Neri che ha bucato. Per sua fortuna Arken aveva fatto il movimento opposto.
Sisè dalle parti di Barbara. Ha chiuso bene Bizzini, rimpallo che aiuta Osvaldo. Occhio perché cercando tutto solo. Il 17 però si mette in proprio e va da solo, provata la sua lata, è tornato Neri, poi Lupo però a far sparire, ma Neri ancora a uscire con il possesso, poi con l'esterno da Guadagnoli, esagera questa volta Dario Neri che poi si alza in pressing, ma si ferma perché il Camarat si mette nuovamente in gestione. Pane non arriva per l'ottima chiusura di Santa Sardo. Mirabelli, Guadalupo, Serio Lupo, Pane, verticale il pallone con troppa sufficienza però stavolta per il numero 8 che era completamente solo. Occhio al Lupo che se l'avrà a riprendere, voleva forse un fallo, non c'è nulla, e allora palla per Arken, l'ha chiuso Gaio, va addirittura lui a battere con le mani. Osvaldo incontro, mette giù, appoggia dalle parti di Lupo che con l'esterno dà una gran palla verso Arken a lottare con Moulet. Ottima chiusura del numero 3. Sale Serio con le mani, vediamo se cercherà il pallone dentro in area. Eccolo qui che arriva verso Arken, Moulet davanti all'11 però a chiudere, poi liscia completamente Cuffaro. Adesso il pallone arriva, sponda di Osvaldo, occhio che si è inserito Guadalupo, tagliato fuori dalla coppia Neri-Gaio e dice di rialzarsi. Lotta di più su ste palle, lotta di più su ste palle, porca troia! Mirabelli, Pane, Serio, ancora Mirabelli, girano tanto quei tre uomini dietro i giallo-blu, verticale il pallone di Pane, Lupo esterno, Arken sponda con Osvaldo, ancora lui, poi Guadalupo prova a piazzare all'angolino in buca d'angolo, pallone che esce di un nulla alla sinistra di Sisè. Brivido per il San Giorgio, pallone che è terminato sul fondo. Fabio, stiamo scendendo qua, ma vedete il cazzo! E Sisè va a ripartire, sentite le urla di Mister Boncore con i suoi, che non è soddisfatto della gestione soprattutto del pallone, cioè del possesso e del pressing. C'è anche il sole qui a Piana, intanto Dolenti a spazzare lungo, con la testa bene Moulet, Neri, Barbara si allarga Passero, non c'è lo spazio, si va da Diacate, adesso sì che si può andare da Passero. Raddoppiato Guadalupo, gliela va a rubare senza fallo, maniera regolare, poi provato il tunnel su Barbara che però recupera. Diacate, finta di corpo, vediamo se si gira, sì da Moulet. Gaio prova adesso un po' a impostare il rossoneri, ma Gaio cerca subito il lancio verso Barbara, Lococo attentissimo ad andare da Dolenti con la testa. Serio, sì, no, Lupo, scusate, si è ormai spostato stabilmente sul lato di destra, aveva iniziato in posizione più centrale e un po' più sotto anche la nostra postazione. Osvaldo qui non la tiene, Graziano di prima, Candela verso Sannasardo che l'ha tenuta in gioco, buono lo scambio 8-10, ancora Sannasardo, è tornato Lupo che ha recuperato il possesso e si prende gli applausi nel settore occupato dai suoi tifosi. Lungo il pallone con le mani, Arken sponda, Osvaldo non arriva, scontro poi con Gaio, ha fatto fallo il 17. Neri, buona l'idea verso Barbara,
chiusura di Vizzini e poi Lococo verso Lupo, fallo di Sannasardo. Batte subito Lococo da questo lato per Guadalupo che ha trovato lo spazio, sfida Neri verso il possesso, il 2 se l'è ripreso ma ha regalato ad Osvaldo che mette il corpo su Passero, poi la sponda non è perfetta e Neri va a riconquistare, dall'altro lato anche Lupo fa una bella finta di corpo e tiene il possesso del numero 4 in maniera intelligente, poi da Guadalupo, scivata di Diakate che non arriva, Arken, triangolo eseguito e destro ancora una volta di Guadalupo, stavolta però arriva docile, lento, Piano piano, Samu, posizione piano piano, dai. le parti di Bravo, bravo, bravo. con le mani serio. Meglio Cuffa! Giro palla del Camarat. Osvaldo, provato il tacco un po' eccessivo nella giocata perché non può arrivare. Passero. Neri di prima verso Barbara, Lococo in gestione, Passero a riconquistare solo per un attimo, poi Vizzini a sparare su verso Arken, buona la sponda, profondità verso Lococo, si impegna anche Neri, mette il corpo con la testa, lascia lì per Lococo, sinistro, Sisè, poi Lococo prova ad andare sulla ribattuta e Gaglio più veloce di lui a prendere fallo, intelligente, ancora Lococo come nei primi 30 secondi iniziali, ancora pericoloso, è rimasta sotto la sfera per il tentativo con il destro e allora è andato col sinistro superando Neri, si è fatto trovare pronto, ma ancora occasione Camarat per sbloccare la partita che però rimane sullo 0-0. Sisè battere la punizione guadagnata dal suo capitano, Mirabelli a svettare su Guadagnoli, poi Diakate su Pane, ancora Mirabelli con la testa, nessuno mette giù il pallone, Arken è scivolato, Barbara, Gaglio ad andare lungo, non può arrivare Graziano, poi Guadagnoli non può arrivare, Candela si mette davanti a Lupo che però fa la lotta con Diakate, il capitano in maglia 4, poi scontro nervitesi tra il capitano del Camarat e Diakate, si è allungato un po' le maglie, lo stesso però il giallo blu. Porca troia! Torna! Torna! Serio. Dolenti Mirabelli. Verticale Lococo chiamato solo, gioca da Osvaldo, primo controllo era buono, poi triplicato, c'è ancora lui per il possesso, Guadalupo di prima, occhio a Lococo, è partito in posizione regolare secondo il guardaline, Sisè però più veloce di lui nell'uscita, poi Guadagnoli a cercare di ripartire il numero 9 e fare salire un po' i suoi che questi ultimi minuti sono un po' abbassati, mette dentro il pallone, buono per l'inserimento di Passero che però non può arrivare alla chiusura della difesa, ancora una volta giallo-blu. Guadalupo per Arken che si era però fermato, Neri va da Sisè, finta di rimanere il pallone un po' sotto, un po' forse il rischio, il numero 1, per sua fortuna Arken si è fermato nel pressing. Diakate lungo il lancio verso Barbara, Lococo aiutato da Vizzini, ancora Lococo ad allungare verso Guadalupo, centralmente vedete sbagliato il tocco, recupero di Diakate, Graziano Passero, Barbara sul fondo del 7 pesa subito al cross dentro verso Guadagnoli che prende posizione, sponda verso Graziano
che stava andando a calciare al volo. Grandissima chiusura di Capitan Lupo, che adesso prova a ribaltare anche l'azione numero 4 con l'esterno verso Arken. Grande palla, Arken sposta, si esce, occhio che fuori dai pali. Lococo però non ha lo spazio, non ha l'invenzione di andare a calciare da così lontano. Complicato però questo pallone per il numero 7. Ci poteva stare però tentare Lulin e cercare la porta da lì con Sisè fuori dai pali. Ancora una volta però è stato velocissimo, rapidissimo e puntuale sul pallone verticale verso Arken. Ha capito che spesso il Kamarat tenta questa giocata, poi qui Neri, tiro quasi di alleggerimento lo possiamo definire dalle parti di Dolenti, che ha già fatto ripartire il gioco. Dicevo, cercano spesso questa palla verticale profonda gli ospiti verso Arken, e Sisè l'ha capito e cerca di uscire subito rapidamente. Qui ancora il pallone lungo verso l'11, Gaio prima, Neri poi, Moulet sbaglia completamente la misura del tocco. Lupo ha giocato, Cuffaro ha guadagnato la rimessa laterale. Catechizzato Sannasardo dal direttore di gara, possesso Osvaldo. Mette dentro con il mancino sul secondo palo Barbara, freddissimo, e l'appoggio con il petto per Sisè. Diakate, Neri, Gaio, Moulet, Neri, Barbara sulla di destra, contro il pallone, chiude Lococo, è uscito con le mani, arriva Neri. Profondo Passero, si impegna sulla bandierina, va a mettere dentro il pallone Guadagnoli, si era addirittura coordinato in rovesciata, poi spinta sul Sannasardo che voleva il calcio di rigore probabilmente, poi Lupo a lottare, Pane a riconquistare il possesso, Vizzini, Passero pressa alto e Mister Boncore vuole il pressing alto dei suoi. Con le mani Vizzini, lungo verso Osvaldo, Diakate a lottare, fa valere centimetri e forza, poi fallo di Guadagnoli su Vizzini. Già battuto Mirabelli, Pane, centrale cercato Arken però non la tiene, salta Osvaldo, allora arriva da Gaio completamente solo come chiamato dal suo portiere. Diakate, Moulet, Candela, Diakate, fallo però di Lupo su Candela. Occhio al secondo! Mario, occhio dietro! Non batte nessuno, il San Giorgio si avvicina adesso Diakate. Lungo il lancio, secondo palo a cercare Guadagnoli, Guadalupo su di lui, poi Barbara, ancora da Guadagnoli. Barbara mette dentro il pallone, occhio! Se l'ha inserito da dietro Candela. Era complicatissimo da gestire per il numero 8.
Passero. Ale, uomo, Ale! Ora fermo sullo 0-0 il punteggio, nonostante le occasioni ci siano state sia da un lato che dall'altro. Passero a recuperare con l'aiuto di Barbara sul Lococo, poi Diacate profondo, Mirabelli prima che non arrivi alle parti di Guadagnoli, poi Diacate alza verso Graziano che mette giù lato corto e il rigore raddoppiato da Passero, non si capisce con il numero 4 e Lococo chiude in rimessa laterale. Batteneri profondo verso Passero, si va a chiudere all'angolo, rimpallo e calcio d'angolo. Sale il San Giorgio e spinge per cercare di sbloccare il match in questi ultimi minuti del primo tempo. 38 sul cronometro. C'è sempre Passero dalla bandierina. Dentro il pallone verso il secondo palo, verso Mule. Completamente solo, è andato a staccare. Si arrabbia Dolenti con la sua difesa. Ma Mule non è andato per niente convinto. Dolenti, il Serboncole vuole il pressing a tutto campo del suo numero 9. Imposta Dolenti, allarga da Lupo. Serio, non c'è spazio per servire pane tra le linee, si va orizzontale da Mirabelli che deve andare lungo. Neri a riconquistare, Diacate, occhio che si è acceso Candela, è profondo da Guadagnoli, è uscito Dolenti. Puntuale come si sia dall'altro lato nell'uscita il numero 1 giallo-blu. Pane verticale, c'è stavolta lo spazio per andare da Lupo. Serio, ancora Lupo, stavolta buca l'intervento. Lococo in ritardo rispetto a Passero che va riconquistato per un attimo, va sempre a pensare lui sul Lupo con fallo. Serio, gira Mirabelli. Lococo prova a spostare Barbara, occhio che mi c'è il rimpallo ancora. Lococo, arriva Gaio ad aiutare Diacate con la testa, Guadagnoli mette il corpo e si appoggia da Neri che va profondo da Graziano, accelera il numero 11 e poi si aiuta troppo con le braccia su Vizzini, secondo il direttore di gara. Ale, non rischiamo niente, va bene, va bene. Lo so, però non rischiamo. Mica braccia larghe e fischi, ma che minchia fischi? Boh! Dolenti, lungo il lancio verso Arken, ancora Gaio bene con la testa, Diacate ad appoggiare, vuole questo il suo mister, e tutti questi palloni un po' a metà, le seconde palle dopo i contrasti vengono riconquistate tutte da lui. Barbara di prima, Passero avanti Mirabelli, torna dal numero 4 Graziano, Barbara, Passero raddoppiato, passo fondo il numero 4, ancora deviazione in questa laterale sempre in zona offensiva. Barbara, Passero, si appoggia, Guadalupo è tornato e ha recuperato. Lungo lancio di Vizzini, Diacate con la testa, poi Passero, ancora Diacate, rimpallo, la rimessa è rossonera. Con le mani Diacate, rimessa laterale veramente brutta, battuta
dal numero 6 e quindi cambio, giusto a mio avviso. Vizzini ha giocato da dolenti. Serio. Mirabelli Vizzini. La rimessa laterale Barbara. Adesso sì, perché la butta lui. Ma che cosa? Grazie cosa? Osvaldo. Gioca. Arken. Con il triangolo. Non può mai arrivare Osvaldo. Collaboriamo, non voglio che vengo qui e perché la voglio. Grazie, va bene. Catechizzato. Mister dei padroni di casa dal direttore di gara. Neri lungo, Guadagnoli l'ha tenuta, Graziano ma non c'è nessuno alle sue spalle. Poi spazza via Mirabelli. Ora Graziano con Lupo, doppia gamba tesa. Ancora Mirabelli. Osvaldo, forse mano di Candela, il pallone è passato però per Lococo, ancora verso Osvaldo, c'è vantaggio dato dal direttore di gara, allarga verso sinistra da Guadalupo, punta Barbara, mette dentro il pallone, Cuffaro si appoggia da Lupo, provato il sombrero, Moulet mette il corpo ma Lupo riesce a passare in qualche modo, poi raddoppiato, arriva Sisea ad aiutare. Il lancio lungo verso Guadagnoli, complicatissimo mettere giù, ci riesce in qualche modo, poi Passero Graziano gliela ruba Cuffaro. Pane lungo il lancio verso Arken, Moulet con la testa, non arriva Graziano. Pane a lottare con il numero 11 che tiene ancora l'8. Lupo, Pane da Lupo. Punta Passero, è passato il 20, poi non era male per Osvaldo, è un'iniziazione un po' meno. Girati. Quando siamo entrati, minuto 45, vediamo anche quanto darà il recupero il direttore di gara, se riusciamo a carpire la chiamata dell'arbitro. Osvaldo che fa scorrere su Diakate, è passato il numero 17, adesso 1 contro 1, entra in rigore, mettete un secondo palo, non c'è nessuno però ad accompagnare l'azione offensiva dei gialloblu. Non lavorate con la squadra! Un minuto, se non erro, la chiamata del direttore di gara e Lupo, capitano degli ospiti, non l'ha presa proprio benissimo. Fallo ancora del numero 4. Tutto Moulet, anzi no, prende qualche centimetro, che metro, anzi San Giorgio. Poi Neri rischia addirittura un primo il dribbling su Lococo, poi ancora Neri, Guadagnoli voleva la sponda, Graziano però era in profondità, non si sono capiti il 9 e l'11. Cuffaro prova ad accelerare su Sannasardo, poi si ferma Arken, non gira il numero 11, si mette in proprio e perde il possesso e regala la rimessa laterale per il San Giorgio e arriva adesso il duplice fischio del direttore di gara e 0-0 tra San Giorgio, Piana e Camera. Ci vediamo fra pochissimo per il secondo tempo. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua, avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità, è una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante
che invece una fredda intervista su un giornale, e dunque ho accolto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri e con la voglia di venire, di fare due chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di strutture, a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere, e ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istruzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo e mi sono assunto una grande responsabilità, lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo, valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante con tutte le difficoltà che questo comporta e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire cosa stai facendo in quel momento e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra, a volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato di gennaio l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, è secondo me un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo e questo fa parte di un mondo molto competitivo, sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini, sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora. Comunque auguro loro il meglio per la loro carriera e di vivere magari la grande emozione perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e andare in Serie A Palermo, lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco.
Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile. E ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare e quello credo che sia stato fatto e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono tre di altissimo livello, tutte e tre. E al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da due infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Ecco. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene, penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso. Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria, al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
Sono rientrate in campo adesso le due formazioni. Sembra che non ci sia nessun cambio in casa Camarat, sì, in casa San Giorgio invece con l'ingresso di Anane al posto di Guadagnoli. Entra in campo dunque il numero 13 al posto di Guadagnoli, che non ha trovato quasi nessun pallone veramente giocabile nel suo primo tempo. E allora continuiamo! Mister Boncore cambia la punta, si riparte dallo 0-0 maturato nel primo tempo. Non cambia nulla la squadra giallo-blu ospite. Aspettiamo il fischio del direttore di gara e poi possiamo cominciare. Arriva adesso, si riparte con il lancio lunghissimo trovato da Gaio e subito il mister del San Giorgio a farsi sentire. Mulè lascia scorrere, batte proprio lui adesso la rimessa laterale. Lungolina verso Anane, Cuffaro chiude, poi ancora Mulè, Candela non la tiene, Lococo ad andarsi a riprendere il possesso, poi sbaglia però lo tocco verso Guadalupo. Barbara Diacate, voleva il pallone da questo lato, Sanna Sardo non è arrivato e allora Pane a gestire. Mirabelli, Pane, Izzini, Guadalupo, di prima Pane avanti, facile però per Neri stoppare e gestire. Lococo, Guadalupo, prova a far correre Arken che non può arrivare, c'è Gaio, si appoggia da Sisè anche con un mezzo rischio. Gira. E adesso possesso ancora del Camarat in gestione. Bene, così raga, bravi! Contento del pressing partito dai suoi. Adesso il mister Boncore. Lungo il lancio verso Guadalupo. A lottare con Barbara, l'ha tenuto bene il possesso il numero 20 che poi gira centralmente dalle parti di Lupo. Mulè in qualche modo, Candela, Diacate a spazzare in alto, Anane a far la sponda bene dalle parti di Graziano, poi ancora a cercare Anane in 2 contro 4, quasi 5 uomini ospiti, i due attaccanti del San Giorgio. Graziano prova ad accelerare, mette il corpo Cuffaro, pallone termina fuori, rilancio dal fondo per Dolenti. Va bene raga, va bene, continua! Che vuole il cappellino per il sole, è già battuto. Serio, andare avanti alle parti di Osvaldo, poi Arken ci ha provato, una grande idea per cercare il grande gol. Presa malissimo però Joan Arken. Si sa. Lungo il lancio alle parti di Anane che fa bene la sponda per Graziano, ha chiuso Cuffaro, poi fallo di Anane. Dai signore, ma come fa a essere fallo sempre? Guadalupo. Bravo Diachi!
Bravo Diaghi, bravi! Dolenti, giocato da Mirabelli. Vizzini proprio con la verticale, Barbara chiude, occhio da Nane che accelera in lotta con Vizzini, contrasto. Non c'è nulla, solo calcio d'angolo. Dai raga, dai! Passalo! Passalo! Dai, Dano, è tuo, Dano! Staccati, Mulè! Staccati, Mulè! Staccati tu! Oggi al blocco! Calcio d'angolo. Vengono su 3 uomini, quelli del Camarat. Pallone sul secondo palo verso Gaio, che non può arrivare, occhio perché Pane prova a ripartire in contropiede. Meri lo raggiunge forse con un fallo, perché sì, fallo del 2, prende il giallo. Signore, aspetti che si concluda! Oh, solo a noi i cartellini ce li hai, ah! Quello del contropiede del Camarat, Dario Neri, e ha preso il giallo. Pane gira da Mirabelli, Vizzini, e da Lupo. Mirabelli di testa, è andato bene, è inserito. Vizzini si è staccato la difesa, Guadalupe ancora a cercarlo, non ci riesce, il rimpallo premia Neri. Cerca il lancio lungo dalla parte di Sannasardo, mette giù alla grande il numero 10, poi la tiene in campo. Ma che dici? È nostra! È nostra, dai! È nostra, La tenuta gioca! Sannasardo, che batte con le mani dalle parti di Anane. Cuffaro a raddoppiare, poi ancora Sannasardo. Anane mette dentro il pallone, Graziano era tutto solo nell'area piccola, non è riuscito ad arrivare, pallone poco troppo alto per il numero 11, per cui è stato complicatissimo andare a impattare. Mirabelli, Serio lungo a cercare il lancio verso Cuffaro, Mulè con la testa, poi il Lupo cerca la profondità verso Svaldo, Gaio in chiusura, poi Piacate spinge Arken. Lupo Serio, Mirabelli, Vizzini, Guadalupe di prima avanti, Gaio a svettare, anche Anane dall'altro lato si impegna, Graziano a pressare Pane, la va a riconquistare Graziano per spinto, giallo per Pane, giallo per Pane, punizione al limite dell'area per il San Giorgio, che ha conquistato un'ottima punizione. Caparbio, Graziano nella riconquista della sfera. Yaki! Lascia andare, lascia andare! Lascia andare! Yaki! Vediamo se vuole batterla Piacate. Sembra che non voglia lasciarla a Neri. Adesso si sposta il numero 6 e lascia al 2. Sistema la barriera Dolenti, punizione per il Piana, 3 in barriera per Dolenti, si prepara Dario Neri. Alla battuta, va il 2.
Neri ha preso in pieno Anane, aveva cercato il palo di Dolenti e lamentava. È fallo! È fallo! È giallo! Visibilità. È giallo, Fallo signore! di Lupo e Neri vorrebbe, come è successo con lui in precedenza, il giallo per Lupo. Bianchi, aspetta, Bianchi! Tutto risolto. Bianchi, puoi mettere Mule, va a saltare, va a saltare! Bianchi, va a saltare! Stai, Candela, stai! Batte Mulè, Aspetta, Candela! Aspetta! va Diakate invece in area di rigore. Aspetta! Secondo palo, Mule a cercare Neri e Gaio, poi Neri si coordina e il pallone passa per tutta l'area di rigore, poi fa fallo Ma che cazzo fischi? Sanna Sardo che aveva il possesso del pallone e arriva il giallo adesso per il mister. Paga lui. Ma che stai facendo? La palla ce l'ha lui, la palla! Cioè, palla nostra, i fischi fiola a loro! Mamma mia, oh! Mamma mia! Bonito il mister dei padroni di casa. Mamma mia, oh! Per il dirigente che si alza dalla panchina, a quanto pare ha pagato mister Folcore, è molto contento soprattutto anche del fischio contro il Sanna Sardo che aveva il possesso e nel cercare di coprire la sfera ha avuto fischiato fallo contro. Qui Gaio Va bene, dai! spazza via e Camarat perde il possesso, si prepara per il Camarat un cambio in maglia 9. Non è fallo questo! Oh! Deve essere pronto Pierce. Dai loco! Candela, Anane, ancora il numero 8, Barbara, posizione regolare, Ma non è va mai sul fondo, fuori gioco! mette dentro. Torna! Ancora una volta Dolenti. Poco. Avanza lui, centralmente il Lupo, di prima Arken, ancora a servire Osvaldo che mette dentro il pallone per l'inserimento di Lopoco ancora una volta. Però non è riuscito ad arrivare, è uscito bene Sisei, intanto vedete qui è pronto Pierce ad entrare. Qui Passero, servito profondo, Mirabelli chiude, poi il Lupo. La tiene bene il... Vito, stai calmo, Vito, tranquillo! Arken si appoggia a Osvaldo, ancora a cercare profondità verso Arken. Oh! Fisico. È giallo! E fa fallo. È giallo! Arken chiede spiegazioni alle guardaline, ha fischiato il calcio di punizione. Vediamo chi entrerà al posto di Pierce. Esce Lococo, esce il 7 entro il 9, quindi adesso doppia punta di peso per il Camarat. Pierce prende il posto di Lococo. Occhio che di qua! Lungo il lancio di Sisè. Guadalupo con la testa. Facile da Dolenti. Mirabelli. Si è abbassato Osvaldo a impostare, poi Gaio direzione con la testa, Diakate. Passero forse con un braccio, no, si gioca. Mirabelli, lungo profondo verso Arken, c'è Gaio in copertura che rischia tantissimo. Signore, dai, velocizziamo, signore! Non si sa. Secondi! Che va lungo. Uffa!
Mirabelli a lottare con Anane, a lui la meglio, Cuffaro mette giù e appoggiato Lenti. Andiamo intensità! Vizzini Pane. Apriti. Guadalupo Mirabelli. Apriti che sale. Verticale il pallone, Lupo tacco, pallone passato verso Pierce, chiuso Neri, poi Mirabelli ancora con la testa dal suo portiere. Vizzini, verticale, Osvaldo però mette il fisico su Neri che deve stare attento perché è già ammonito. Pallone per Pierce, primo della sua partita per il numero 9, scavetto verso Lupo che si è inserito alla grandissima Sisè, però ancora una volta è uscito bene e Lupo non è arrivato sul pallone e qui Candela non riesce a controllare questo pallone. E allora ancora possesso giallo-blu che sta alzando il giri del motore. Guadalupo l'ha tenuta in campo, Arken triangolo ancora con il 20, avanza Guadalupo, il pallone è passato, forse ha preso anche fallo. Arken si rialza Guadalupo, va sul fondo sinistro, deviato da Barbara, poi Neri con la testa, ancora Arken a lottare e a riprendere il possesso. Passero, Graziano stoppa a cercare di mettere un po' d'ordine. Non so se effettivamente abbia messo apposta fuori per Barbara a terra o se ha sbagliato il passaggio per Candela. Fatto sta, il pallone è terminato fuori. Si sta rialzando adesso Barbara. Bravo Buffa, dentro! Bravo! Adesso Lupo con un grande gesto di sportività va a riconsegnare il pallone al San Giorgio. Non si sa che lancia lunghissimo, Cuffaro buca, occhio alle sue spalle Sanna Sardo, si accende il numero 10, area di rigore, mette dentro, non arriva né Anane né Graziano a chiudere sul secondo palo. Anane, Pizzini, Mirabelli, Serio, si preparano altri cambi in vista per il Camarat. Neri con la testa e anche per il San Giorgio. Anane, appoggiato da Graziano, recuperato Vizzini, poi Pane. Pierce si appoggia Lupo. Vito, alzati Vito! Questa terra Sanna Sardo, gioca Vizzini da Guadalupo. Ora il pallone Pane, lo riceve adesso il numero 8, Lupo. Grande giocata sul Passero, poi Diacate a recuperare. Anane posizione regolarissima, accelera Passero, visto servito, ha chiuso alla grande Serio. Poi Anane, Graziano, Diacate, tacco bello elegante per Anane a servire Barbara. Si deve riempire adesso però l'area di rigore perché c'è Anane fuori, proprio lui servito, dentro da Diacate che con la testa ha messo fuori, ma era fuori gioco. Era ottimo lo sviluppo del San Giorgio con l'inserimento alle spalle di Diacate e Anane fuori area. E intanto arriva l'altro, il secondo cambio del San Giorgio Piana, entra Caciccia che sostituisce Graziano. Esce l'11, entra il 14. Signore, Cambio anche in casa Camarat, entra Orofino in media 14. Esce Cuffaro. Buona partita al numero 19. Va mangiare sta faccia qui. Mirabelli. Pane, pallone completamente svirgolato. Già giocano i rossoneri, Passero la tiene Anane, di prima ancora dal numero 4. Ci sono accesi anche i tifosi di casa. Sanna Sardo, cambiare il gioco
verso Barbara. Buona, 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 Vito, dai! Applaudo Va per bene, Vito! l'idea del compagno, la pallone imprendibile. Sì, bastano! Non già va, lavora qua, già va! Serio, Bravi! dolenti. Mirabelli, Vizzini. Chiuso a Barbara. Oro! Dentro e basso! Battuta la rimessa laterale. Pane. Serio, ancora Pane. Passato da Anane. Orofino. Primo pallone per il 14. Arken accelera Orofino. Area di rigore. Il pallone è tornato verso di lui. Fallo su Gaglio. Si era stato Gaglio. Tutto bene, tutto a posto. Minuto 66 per il capitano del Piana. A lungo si sa. Anare non trova più il pallone. Poi il lupo a lottare con Nkacicia appena entrato. Mette il corpo il numero 4. Se la porta fuori Rofino. Sanna Sardo, Diacate. Di prima Candela, spara la porta. Deve ripartire da Neri. Guarda avanti. È un regalo per l'estremo difensore del Camerat Dolenti, che ha già battuto verso Pierce. Gaglio mette fuori. Pane. Serio, deve ricominciare Dolenti. Lunghissimo il lancio a cercare Vizzini, che si è alzato nuovamente. Non c'è nulla, secondo il direttore di gara. Accorcia, giochiamoci sta seconda palla! Dario, andiamo forti! Lungo si sa. Sempre verso Anane. Alle sue spalle Serio. Fallo. Giaca! Stai calmo! Cacicia. Sovrapposizione del 14. Sanna Sardo mette dentro il pallone. Poi Osvaldo mette il corpo su Diacate, ha perso il possesso. Ancora Sanna Sardo. Pallone per Neri che è salito. Arken in pressione, ancora Neri. Ancora come prima. Sempre lo stesso film di qualche istante fa. Poi Dolenti lungo. Neri non arriva e buca. Guadalupo ad accelerare. Gaglio alza il muro. Poi Arken batte. Quelli del piano un pochino ancora distratti. Guadalupo. Bravissimo. Al fondo sempre Sisè, andrà sempre a cercare probabilmente Anane, no, stavolta da Passero, ottima la sponda. Anane a riempire l'area, Sanna Sardo a sfidare Serio. Si rinnova il duello, ancora Anane stavolta però a staccarsi, gioca da Sanna Sardo, pallone per Passero, passa il numero 4, poi Barbara sinistro! E Dolenti evita il vantaggio dei rossoneri, si rimane 0-0. Ottimo del numero 1, è intanto pronto un altro cambio per il Camerat. Ficarrotta pronto con il numero 10, intanto calcio dando per l'altro numero 10 Sanna Sardo. Partono tutti fuori area i rossoneri.
pallone che passa sulla testa di Mirabelli. Lupo a impegnarsi contro Barbara, sponda il 7, lancia un campanile. Orofino di prima da Osvaldo, mette il corpo il numero 17 su Cacicia che forse fa fallo, no, è passato Orofino, adesso sì, fischiato il fallo al 14. C'è cambio, entra Ficarrotta al posto di Osvaldo. Abbandona il campo il giocatore del 17, entra il 10. Ficarrotta va a supportare il duo Pierce Arken là davanti. Mirabelli, Guadalupo, prova lui a impostare, occhio Alice Sannasardo, Ficarrotta subito. Primo pallone lisciato completamente dal 10 per l'altro 10, appena entrato, poi occhio al Lupo, ha tentato addirittura la conclusione vedendosi sé un po' distratto, pallone che però arriva alle parti dell'estremo difensore in maglia bianca, debolissimo. Poi Barbara, Anane, colpo su Mirabelli che rimane a terra. Pane, lui che imposta, verticale verso Ficarrotta, Gaio, occhio, non deve rischiare, spazza via. Diacate, ottimo il palleggio centrocampo, poi gioca da Anane. Diacate, ancora Candela, si sviluppa bene l'azione dei rossoneri, ancora Candela, chiuso, Dolenti, evita benissimo il calcio d'angolo. Pizzini, salta di testa Mule prima di Gaio, poi Arken, Mane, Mirabelli, ancora a pressare Passero e ne ancora per pressare la difesa dei giallo-blu. Poi Mule, occhio che già ammonito il numero 3, non deve rischiare questi interventi futili a centrocampo. Panchina giallo-blu che ha richiesto il doppio giallo che però non è arrivato. Lupo ancora a lottare con Candela, il pallone in qualche modo arriva alle parti di Mirabelli. Pane, Mirabelli, il Lupo, Pizzini, mette giù, pressa alto Neri e recupera alla grande senza fallo. Adesso però si deve alzare la squadra di casa, ancora Neri a spostare, a ribaltarli in fronte, ancora Dario Neri, allarga da Sannasardo, stop, sinistro, ed è tornata alla grande la difesa giallo-blu. Non se l'è sentita Sannasardo, andrà a calciare di prima col destro al giro, ha provato la suolata e poi il mancino, ma Neri ha fatto un'azione super, un ribaltamento di fronte incredibile del numero 2 al 73esimo, ancora fiato per il centrale in maglia rossonera. Sannasardo in questa occasione poteva e doveva far meglio a mio avviso. Corner però per il San Giorgio che continua ad attaccare a testa bassa per cercare il gol del vantaggio. Passero, mette dentro, Diacate non arriva al limite dell'area, Sannasardo si coordina ancora una volta però non benissimo il 10, poi però se la va a riprendere, mette sul secondo palo, occhio a Neri che è tutto solo, stop, gli rimane il pallone sotto, non si appoggia da Passero, adesso sì, male perché è tornato Pane. Ficarrotta, Cacicia recupera bene, poi sposta alla grande il 14, poi Passero, occhio a Diacate che guarda la porta e tenta il tiraggiro. Dolenti leva addirittura la mano, Vito, Samu, tiro a giro col destro, Diacate finisce fuori. alla prossima
Una doppia occasione per il San Giorgio. Adesso può veramente finire in tutti i modi questa partita. Lungo lancio di Dolenti, nessuno dei tre uomini offensivi del Camerot che arriva. Serio a ripartire da Dolenti, pressa Cacicia, ancora l'uno a spostare a giocare da Vizzini. Lungo il lancio, Gaio prima di Neri, Cacicia la controlla e appoggia bene da Anane, sposta alla grande l'attaccante dei rossoneri, Nakate Cacicia, Barbara, colpito in pieno Vizzini e poi va a lottare con Candela, quasi la soffia Lotto, la regala però lì a Barbara che mette a rimorchio di Akate. Donna! Destro troppo morbido, è facile per Dolenti che ha già fatto ripartire Alken che la stoppa e accelera. Ancora il numero 11, va sul fondo, cost to cost praticamente, mette dentro, pallone errato però. Non può arrivare nessuno dei suoi compagni lì in area di rigore. Va bene, raga, continuiamo, non molliamo adesso, continua! Cambio per gli ospiti. Entra Ledesma e esce Pane. Entra Matteo Ledesma, quindi in maglia 5 va a prendere il posto lì in mezzo a campo da regista al posto di Pane che esce dopo 76 minuti. Partita comunque propositiva del numero 8. Qui occhio a Guadalupo che fa correre Ficarrotta, tutto solo il 10, voleva giocare da Pierce, non ha impattato benissimo però con il suo sinistro, non ha impattato benissimo in generale nella partita fino a questo momento il numero 10 Orofino Guadalupo. Gira dalle parti di Mirabelli, occhio perché il pallone è recuperato da Barbara in anticipo su Vizzini, poi gioca da Anane, la posizione è regolare nonostante il Camerot volesse fuori gioco, grande chiusura di Orofino, poi Cacicia va da Anane, ancora il 13 a isolarsi nell'1 contro 1, passa stavolta Anane, va sul fondo, mette dentro al 77 e avanti il San Giorgio e Anane festeggia addirittura da solo qui sotto la nostra postazione. Grande assist dell'attaccante in maglia 13 per l'inserimento di Passero puntuale in area di rigore. Grandissimo colpo di testa dell'argentino che fa 1-0 e il San Giorgio piana che sblocca. Dai ragazzi! Vito! Ed equilibratissima fino a questo momento. Samu! Il colpo dell'1-0 è arrivato e si sblocca il match, quindi con la rete Vito! del numero 4 arriva Giova! il cambio Giova! per il San Giorgio dopo che è stato sbloccato il match. Esce Candela, entra Messina. Sentite i cori, i tifosi ospiti Giova! molto diretti. Buona Giova! E Con la loro- testa, concentrati, Giova! Giocatori e adesso i giallo-blu devono andare a riprendere questo match e i rossoneri devono cercare di tenerla, invece ancora con Passero che ancora fiato in corpo per sgasare dopo aver sbloccato la partita. Sbaglia completamente però la giocata il 4 probabilmente Madonna Diaca! stanco, lancio lungo a cercare di Carrozza, Bulle benissimo con la testa, poi Sanna Sardo andare avanti, Va bene, dai, va bene! non c'è nessuno però. Lupo cerca il lancio lungo, Arken sponda, Guadalupo è uscito Gaio in pressing, Non c'è niente!
Mica sei ridicolo! Oh, Ale! Punizione, c'è il lupo. 10 alla fine. Secondo palo a cercare la sponda di Mirabelli che arriva di Akate, addirittura in rovesciata. Poi Cacice in qualche modo. Sarnasardo prova ad accelerare su Arken che se la va a riprendere. Poi Orofino perfetto, occhio al pressing portato da Messina. Poi Vizzini, posizione regolare, mette dentro, stop di Pierce col petto, non si riesce ad appoggiare Pierce, non riesce nemmeno a trovare lo spazio per calciare, poi voleva il fallo. Anane, trattenuto da Lupo, non arriva il cartellino però per il numero 4. Calma, oh, calma! Dario, calma Dario! Calma! Punizione e i rossoneri. Espulso Mister Boncore 10 con la che testa, si prende concentrati. le colpe della sua panchina, doppia ammonizione non per colpa sua e va fuori il mister Dai! del San Giorgio. Su tutte le furie mister Boncore con il guardalinee che ha segnalato il cartellino al direttore di gara. E intanto è pronto un altro cambio per il Camarat. Entra Di Marco al posto di Bizzini, che se non sbaglio è rimasto fuori a terra. Adesso mi a sentire qui Mister Boncore. Lo sentiremo molto vicino adesso. È meglio che Non si capisce niente. No. Fabio! Dario! Rimani là, dove cazzo vai? Rimani! Batte si sente. Punizione per il San Giorgio adesso. Messi! E vogliono Un giallo vattene! i padroni di casa per forse Capitan Lupo, che adesso va a parlare con il capitano dei padroni di casa. E punizione per i rossoneri. Giocala! Vuole giocata Giova! Rimaniamo! Vicinissimo. Giova! Fa la telecronaca con me, la seconda voce è di questa abolito! Non partita. lo lasciare ultimo! Ma sei... Batte di Akate. Yaki! Barbara! Dentro il pallone con la testa, Gaio! È fuori gioco, ha già battuto la retroguardia del Camarat. È fuori, basta! 2-0. Gioca! Il Camarat per fallo di Passero. E chiede scusa a Guadalupo dopo averlo gettato dentro la sua panchina. Adesso io non so più che dirvi, che c'è una confusione immensa. Dolenti, lancio lungo, Neri a svettare con il petto, prova ad uscire, pallaccio. Poi Di Marco appena entrato. E sentite Mister Boncore. Vale, dimmi minuti. Giallo per Di Marco. Fabio! La testa! Calmo!
Giova! Sta attacca prevenzione, fai prevenzione! Dai ragazzi, dai! Signore! Dario! Lancio Prevenzione! lungo Fabio! di Voglio vedere quando recuperiamo. Occhio! Adesso Vito! guadagnano Vito, tempo stai come possono i bloccato! padroni di casa. Verso Barbara che l'ha tenuta, non c'è fallo di mano. Ancora il 7 a lottare con Di Marco appena entrato e già ammonito. Ancora Di Marco a spazzare lunghissimo, pallone che non è uscito, Neri l'ha tenuta. Poi Messina, ancora Di Marco. Lupo ad mandare avanti da Pierce, sponda verso Arken, non arriva Gaio. Pierce mette il colpo su Neri che subito alza le braccia perché è già ammonito, non deve rischiare il secondo giallo. Qui fuori gioco di Anane. Già battuto gli ospiti. Dario! La Ledesma da linea! un La filo. linea! Verticale il pallone verso Guadalupo, sbagliatissimo. È partito Cacicia, raggiunto però da Ledesma. Poi Fuori! allora, Fuori! Fuori, signore! non è terminato di rimessa laterale. Anane, Calma! adesso sì. Fallo morire là, Anane! Anane! È nostra, è nostra! È nostra, è nera! È nero! È nera! È nostra, per forza! È nera! Un po' di confusione, non riesco nemmeno a farmi vedere la rimessa laterale perché ragazzi io non so che dire. Passero! Passero! Là in mezzo! Dolenti. Là in mezzo! Mirabelli. Calma, Chris, ce l'hai in appoggio. Porto, zio, porto. Recuperato il pallone da Messina. Prova a accelerare lui. È fuori! Fallo Rofino. Calma! Prende giallo. Dario! Dario! Calma! Muoviamole l'ampiezza! Muoviamole l'ampiezza! Terra Messina. Oh! Speriamo Poi c'è il niente di grave per Oh! lui. Aspetta, Voglio aspetta, vedere quando passero! recuperiamo, Dario! Ti aspetto dagli occhiali a punto. Falla finire! Facciamola finire! 15. Prevenzione, Mulè! Dai Fabio! Ancora a terra Messina. Come Messi? Brutto colpo per lui. E Ce la fai o giallo no? per Rofino. Quant'è? Oh! Aspetta. 3 minuti e mezzo. Dario! Anane! Signore, devo uscire. Signore, devo uscire, è entrato il massaggiatore. No, c'è la munizione, Diachi! Diachi! Passero, Punizione. Dia! Passero! Batte di Acate. Dai, Diachi! Oh, ma mi svegli! Signore, 3 quarti d'ora. Lancio lungo a cercare Passero e prova ad andare sulla bandierina. Raddoppiato da Guadalupo e da Orofino. Poi arriva Messina ad aiutare che fa fallo. Scappa, Giovanni, scappa! Allineati, Barbara! Allineati! Passero, vai in mezzo! Vai in mezzo! Dolenti. Vai in mezzo! Non uscire, Messi! Mirabelli a spingere. Non uscire, non uscire! Adesso! 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 Mario. Lancio lunghissimo a cercare le torri da davanti. Svetta Gaio. Cazzo! Davanti, Giovanni! A mettere Davanti! la laterale. Guarda il cambio Tu, di Anane! messa. Tu! Blocco! C'è nulla, gioca serio. Lungo lancio verso Pierce, raddoppiato. Non può mai tenerlo questo pallone, il numero 9. Calma! Calma! Mantiene Sisè. Prevenzione, Diachi, Sentite chiamali! Mister Boncore. Chiamali! Vuole calma. Anane! Manca sempre meno. Lungo. Briglia, sto cazzo di palla, no! Lunghissimo. Anane al fare la lotta in mezzo a tre. Poi occhio che rischia tantissimo, serio. E quasi se lo Non fa uscire, da solo Passero, il Camarat. non uscire! Poi Dolenti lungo verso Arken. Su di lui salta Mulè. Anane, aiutami, cazzo! Stanno sempre sul come se Aiutami! avesse segnato. Poi Lupo, Mulè va giù, non c'è fallo. Gaio protegge l'uscita di Sisè che arriva in ritardo. Poi forse fallo di Arken. Gaio è rimasto a terra. Urlaccio del capitano rossonero. Arriva adesso il fischio del direttore di gara.
questa attacco. Ana! Mi devi aiutare però, capitano dei Devi rossoneri. morire in campo! Devi morire in campo! Porca troia! Aiutami la squadra! Si riparte dal possesso Yaki! con Lupo. Vediamo anche quanto sarà la segnalazione del tempo di recupero. Lungo Lupo, ancora in rigore verso Arken, il pallone rimane lì. Facile, si sa. Perde È finita! come può. Anane! Ana! Sali! Sali! 2 minuti, dai! 2 minuti che è si finita! sa. Tennemi sta palla, 1 minuto! Io penso che il recupero sia molto consistente. Anane, Messina, non arriva Cascicia. Ana, stai là! Lavora qui! Quaresma, 5 di recupero. La testa è finita, 5 minuti! Dolenti, lungo lancio, Gaio intelligentemente non la fa sbattere. Vai, Ana! Messina Vai, Ana! di testa, Mirabelli la tiene. Lupo, Blocco! Blocco! Non uscire, già va! Serio? Non uscire che è lunga, la seconda anche palla! Dolenti che voleva il pallone, Serio invece va lungo da Arken. Bella sponda verso Pierce, che Mano! non riesce però a calciare dopo lo stop in area di rigore la sponda di Blocco! Arken. Blocco! Mirabelli, Di Marco ad andare avanti, ancora Gaio a mandar via più lontano che può, adesso a difendere i risultati rossoneri. Ledesma, ancora Gaio, poi Diakate, Vai, Ana! Vai, Ana! lunghissimo, Blocco! Blocco! riesce a Yaki! salire adesso il San Giorgio. Grande stop qui di Dolenti, avanza lui e cerca il lancio lungo, per me gioca praticamente da libero il numero 1. Aiuta, Nane! Aiutala! Azzurra. Lupo, Di Marco prova a passare su Barbara che non glielo concede, ancora lui con le mani. Lupo, pallone dentro, Cascicia imperfetto, Gaio cerca di saltare, Pierce però ha preso posizione, arriva Moulet ad aiutare. È finita! Ana! Vai, Vai, vai Giova Catuba, vai Giova! Cascicia a pressare su Serio, poi Messina, ancora Cascicia, è tornato Forte, Capitan forte, Lupo forte, Messi, in maniera forte, intelligente continua, a cercare fallo! di prendere fallo. In mezzo senza Giova! nulla. In mezzo Giova! Dolenti, occhio che rischia tantissimo sul pressing di Messina, quasi gliela ruba con la porta vuota. Poi Di Marco fa fallo il 15. La testa! La testa! Preso qualche metro Di Marco e il pubblico di casa se ne accorge. Arken sponda, occhio a Guadalupo. Neri, chiusura fondamentale all'ultimo secondo e calcio d'angolo Camarat. Salgono tutti, sale anche Dolenti. Dai Lavin! Dai Moulet! Batte Ficarrotta. Anane! Al vertice! Tutti i giallo-blu praticamente in area di rigore. Ficarrotta, secondo palo, salta Mirabelli per la sponda, non arriva nessuno. Poi Arken non si appoggia dal suo portiere che è rimasto al limite dell'area. Ancora dentro il paio di Ficarrotta. Guadalupo non è riuscito Calma! a scappare Ana! e a calciare. Anane! Cerca tu le vabbè, zitto, te la fortissimo di Ficarrotta. Lavin! Cerca tu un lato! Un lato! Vieni! Vieni! Adesso è andato a terra Diakate. Vito! Bloccati! Vito! Non so il motivo, Sul traversone! non l'ho visto. Uomini! Per terra Uomini! anche Anane per crampi. Anane! Alzati! Passalo! Anane! Vieni! 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 Si rialzano sia Diakate sia Anane e allora può andare più lungo che può Sisè. Lupo, Arken, Vai forte! sponda di Pierce, ancora passano a pressare al Fuori gioco! 94, il numero 4 che fino a questo momento è sicuramente il Bravi! migliore in campo. Bravo! Qui non la tiene.
Dai che è finita! La Sì, sì. Anane che è finita! Ad andare per il lancio lungo. Gli uomini, Diachi! Infermabile uomini! Mister Bancora, che ha ancora voce. Spizzica! Gaglio, Messina l'ha tenuta in qualche modo, poi va a lungo. Ammazzati di cane, Messi! T'hanno solo ammazzare il cane! Nessuno. Lungo Dolenti. Per l'ultimo pallone, probabilmente uno degli ultimi palloni di questa partita. Orofino non arriva. Avanti Messina. Anane, con ma la una testa me la dai una Lupo. mano? Salta Me la dai ancora una mano? Mule. Anane a lottare in mezzo a È due. finita! Non riesce a tenerla. Serio ad andare da Dolenti. 1 minuto al termine. Mirabelli. Ana qua, corri, Ana! Corri, Serio. corri, vabbè! Adesso da corri. Lupo. La linea, Adesso da Diachi! Dolenti. Mirabelli. Lungo il lancio. Neri. Anticipo secco su Arken. Prova ad accelerare Messina adesso per guadagnare metri e tempo e spazio. Ci riesce alla grande Messina. E occhio perché arriva il doppio giallo e rosso per Di Marco, che è stato pochissimi minuti in campo. Doppio giallo per lui e va a terra Messina, rimane ancora lì. Rosso per Di Marco. Sentite Mister Bancora in sottofondo, l'avete sentito con noi da quando è stato espulso. È stata la mia seconda voce e lo sentite ancora. È un leone in gabbia, è letteralmente un leone in gabbia e non perde mai la voce. Incredibile. Si avvicinano i 3 punti per il San Giorgio. Lungo di Acatesi, inserisce Barbara, destro! E allora è game, set e match. Triplice fischio del direttore di gara. Ha vinto il San Giorgio Piana col pallonetto e il 2-0 di Barbara sull'uscita di Dolenti e il 2-0, 3 punti fondamentali per il San Giorgio, che prova ad allontanarsi un po' dalle zone calde della classifica. Finisce qui, 3 punti per i padroni di casa e c'è sconfitto e anche in 10 il Camarat. Un saluto da parte di Davide Sgroi e Sportisili.